Seconda prova, cavalli di 3 anni sulla distanza del miglio, sono in 12 al via, Gunther GSO, Gianni Spritz, Girardengo GM, Jesse Dei Veltri, Gilù dei Greppi, Greta Moe in prima fila, Gamon Lore, Guapo MD, Gianmarinaro Pass, Geodessa Ral, Gloria dei Veltri e Giamaica Pisana in seconda. I favori sono per Jesse Dei Veltri, numero 4, Antonio Di Nardo. Macchina che accelera e lascia andare i concorrenti ed è subito Jesse Dei Veltri che emerge su Girardengo, mentre all'esterno restano per il momento Gilù dei Numero Greppi 1, e Greta Gunther Mo. GSO, squalificato. Tanto ha sbagliato Gunther GSO, ha sbagliato anche Gilù dei Greppi. E così in vantaggio Jesse Dei Veltri nei Numero confronti di 5, Gilui dei Girardengo, Greppi, all'esterno c'è squalificato. Greta. Numero 7, Gamon Primi Lore, 215 e squalificato. 1, Greta poi cerca di accodarsi in terza posizione, operazione che riesce per sistemarsi avanti a Gianni Spritz che segue in quarta posizione e ora muove però all'esterno. Gianni Spritz avanza in anticipo su Giamaica Pisana che viene via in terza ruota. Al largo c'è anche Gloria dei Veltri, intanto in 600 in 46,9. Davanti alle tribune in vantaggio si presenta Jesse Dei Veltri, paio di lunghezze, intanto l'errore di Gianni Spritz e lascia così Numero 2, scoperta Gianni all'esterno Spritz, squalificato. Gloria Dei Veltri con la leader che comunque prende vantaggio sulla penultima piegata, ha ora più di 3 lunghezze di margine nei confronti di Girardengo GM. Ripetiamo, numero 2, Gianni 1,16,8. Spritz, squalificato. Ora va via molto più sollecita l'allieva di Afrem Smith affidata a Antonio Di Nardo. Girardengo si è rimesso in buona set. E l'errore però di Jesse Dei Veltri proprio all'attacco della curva conclusiva. Numero 4, Jesse Dei Veltri, squalificato. Rimangono in lizza Girardengo GM e Gloria Dei Veltri. Intanto vediamo Girardengo che nel finale stacca per andare a vincere. Primo in carriera per Girardengo GM, secondo posto per il numero 11 Gloria Dei Veltri, al terzo finisce Guapo MD. 1,16,3 ragguaglio conclusivo, 38 a chiudere. L'errore di Jesse Dei Veltri all'attacco della curva conclusiva gli ha sicuramente aperto la strada, ma comunque chiude bene. Girardengo GM affidato ad Andrea Farolfi per conto di Lorenzo Baldi e del signor Michele Immobile. Rivediamo le fasi finali, la bella vittoria per Girardengo GM.